Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa. Cari amici di Selfiamoci, quest'oggi parleremo di pari opportunità. Scopriamo con chi ne parleremo. Seguitemi. Ed eccoci insieme a Nicoletta Perrotti. Ciao Nicoletta, benvenuta. Ciao, buonasera. Noi siamo immersi in questo scenario veramente suggestivo. Siamo praticamente lungo il fiume di Castrolibero. Sì. Ve lo facciamo vedere. È praticamente un viale immerso nel verde. Quando si dice si curano anche i dettagli all'interno di una cittadina sempre all'avanguardia. Nel tuo caso stiamo parlando che ti occupi delle pari opportunità. Sempre più nel tempo c'è l'esigenza, ecco, di avere un'attenzione verso il mondo femminile. Sì, dunque siamo qui al lungofiume di Castrolibero, che è, diciamo, il limite tra il nostro comune e la città di Cosenza. Infatti proprio qui alla nostra sinistra è già territorio di Cosenza, quindi Castrolibero, se vogliamo, è proprio il cuore dell'area urbana, si colloca in modo naturale proprio al centro dell'area urbana, anche perché spesso i cittadini sono molto più avanti rispetto ai processi politici. Infatti si parla spesso di fusioni tra comuni, tra Cosenza e Castrolibero, si è parlato anche di unirci con Rende, però ecco, ripeto, i cittadini sono sempre un po' più avanti, si muovono con naturalezza nell'area urbana, perché se vogliamo il numero dei cittadini tra le 3 città che ho citato quasi sono neanche un quartiere di Roma, quindi insomma qui certo. Da noi invece sono 3 comuni. Però prima di parlare di fusioni sarebbe bene fare uno studio attento di quelle che sono le peculiarità di ogni città, di ogni comune, e delle comunità che le vivono, perché ecco, quello che fa grande un territorio è proprio il senso di comunità, il senso di appartenenza che c'è ad un territorio. E in un territorio vastissimo come quello di Castrolibero, insomma, non è semplice. Qui ci sono cittadini molto giovani, e soprattutto la gran parte dei cittadini di Castrolibero sono appunto donne e donne giovani mamme, alle quali cerchiamo sempre di rivolgere pensieri speciali, certo, anche nella nostra azione politica amministrativa. A volte ci riusciamo, a volte un po' meno, perché come sai i comuni sono sempre quelli più bersagliati, no? Per certo. cui abbiamo tagli infiniti ai servizi, anche se con molte difficoltà stiamo continuando a mantenere uno standard più o meno alto rispetto ai servizi, sia per quanto riguarda le donne, anche gli studenti, gli anziani, perché poi pari opportunità si parla di donne, ma in teoria dovrebbe essere, no, il superamento di tutte le difficoltà e quanto limita in qualche modo la libertà di una persona, quindi anche i disabili ad esempio. Però ripeto, non è semplice. Perché tipo ai giorni nostri, un'era estremamente moderna, estremamente all'avanguardia, stiamo praticamente quasi approdando su Marte, e nonostante tutto ancora oggi c'è l'esigenza e la necessità di parlare di pari opportunità. Ecco, sì, addirittura abbiamo saputo che c'è acqua su Marte, quindi siamo andati abbastanza oltre. Sì, c'è l'esigenza di parlarne, perché evidentemente non sempre la cosa è equilibrata, no? A volte di alcune cose ci si dimentica volutamente o meno, ma non dimentichiamo che la sovranità è popolare, appartiene al popolo, e il popolo è composto da uomini e donne in egual misura, anzi ripeto, le donne siamo di più. Nel caso della tua esperienza politica, perché ormai diciamo che è diverso tempo che ti occupi in prima persona riguardo in prima persona sono 5 anni. anni, sì, io sto per concludere il mio primo mandato da Presidente del Consiglio Comunale di Castrolibero. Siamo praticamente agli sgoccioli. Prossimi progetti, su cosa stiamo lavorando? Perché questo comunque è una tematica particolarmente delicata, dove penso che non ci siano mandati che bastino per far sì che il progetto e la dedizione verso questa data attività
possa comunque evolvere nel migliore dei modi? Dunque io personalmente sono impegnata su più fronti, nel senso che le pari opportunità sono anche componente di una commissione regionale che ha proprio sede presso il Consiglio regionale della Calabria, che ha istituito già da tantissimo tempo la commissione proprio per le pari opportunità tra uomo e donna, quindi non si parla solo e soltanto di donne, ma parliamo proprio un po' più in generale della situazione delle parità e dell'abbattimento delle disparità. E come commissione siamo in questo momento impegnati su una proposta di modifica ad una legge nazionale, la legge 4 del 2018, che dà alla possibilità, quindi va ad equiparare i figli vittime di violenza agli invalidi civili, certo. Quindi all'accesso ai concorsi, l'accesso a benefici diversi, e noi proponiamo una modifica ad un articolo di questa legge, perché non soltanto ci sono i figli delle vittime, ma spesso sono le donne stesse che magari per fortuna non sono morte, ma che hanno comunque subito violenze che purtroppo segnano per tutta la vita, e magari è un aiuto in più per poter consentire di accedere al mondo del lavoro, anche perché non dimentichiamoci che il problema della violenza è la non denuncia, e la non denuncia da parte della donna spesso, quasi sempre, è legata al fatto che non si ha una stabilità economica, per cui la donna ha paura, specie se ha figli, no? Se ha figli, famiglia, certo. Spesso non denuncia per paura di poter perdere insieme al marito anche una stabilità per quanto riguarda i suoi figli. Ecco, poi a proposito di tutte le sfaccettature inerenti al femminicidio, a tutte quelle che sono le violenze di stalking e quant'altro, proprio per quanto riguarda la sfera. Anche queste sono state riforme molto importanti. Dico, oggi c'è una legislatura in grado di tutelare al 100% quello che è la sfera femminile per tutte coloro che trovano il coraggio di denunciare, o ancora c'è da lavorare? Purtroppo abbiamo iniziato, l'Italia ha iniziato questo percorso, ha fatto delle riforme importanti, proprio come dicevi tu, la stessa legge sullo stalking, solo che anche la legge sullo stalking si avvia dopo 3 denunce, dopo 3 segnalazioni, quindi spesso non ci si arriva a 3 denunce. Magari si arriva anche troppo tardi. Sì. Quindi... Il problema resta, come dicevo prima, il fatto che la donna non denuncia, e non denuncia anche per le lungaggini giudiziarie. La donna non ha il tempo di aspettare la fine, di arrivare ai 3 gradi di giudizio. Viviamo in uno stato di diritto, l'Italia è uno stato di diritto, ci mancherebbe, però spesso non si ha il tempo di aspettare 3 gradi di giudizio. Certo. Anzi, purtroppo le statistiche di numeri, che sono quelle ai quali noi dobbiamo rifarci necessariamente, ci dicono proprio questo. Certo. E dovremmo tenerne conto. Quindi c'è stato quindi un inizio nella nostra legislazione, però sarebbe bene completarla con interventi mirati e interventi soprattutto veloci, perché in questo campo, quindi nel femminicidio in generale, il tempo è fondamentale. Certo, ovviamente questo è un argomento così delicato, e c'è veramente tanto da dire e tanto da fare, sì. E suppongo che potremmo parlare per ore, infatti potremmo ad esempio parlare della possibilità di implementare i centri antiviolenza. Anche i centri antiviolenza purtroppo rientrano in quelle strutture che, se non raggiungono lo standard stabilito, non si sa da chi e non si sa sulla base di cosa, se non raggiungono quello standard, il centro antiviolenza viene chiuso. Noi a Cosenza abbiamo un ottimo centro antiviolenza, abbiamo quindi il centro antiviolenza Lanzino, la fondazione Roberta Lanzino, che sono anni che loro operano in questo settore, in questo campo. Sono delle donne straordinarie, donne che hanno dedicato la loro vita, il loro tempo, tutto nell'aiutare una donna in difficoltà. Quindi sono proprio gruppi quasi di autoaiuto, di self-help, come dicono gli inglesi. Anche questa sarebbe una cosa di cui tenere conto. Bene. Speriamo di arrivare a conclusione. Bene. Allora, Nicoletta, saluta gli amici di Selfiamoci. Ciao amici di Selfiamoci, grazie Luigi, grazie Ten.
Ciao e alla prossima. Con le nostre notti bianche, ma non saremo l'esercito del selfie di chi si abbronza con l'iPhone. Cari amici di Selfiamoci, quest'oggi parleremo di musica, incontreremo un gruppo che nasce praticamente con un indirizzo musicale ben preciso. A un certo punto il suo percorso decide completamente di cambiare genere. Scopriamo di chi stiamo parlando. Seguite. Svegliatevi poi. Io non cercavo che te, tu non cercavi che me. Cosa ci potrà dividere? Tu non volevi che me, io ti appartengo da sé. Ed eccoci insieme ad Antonella Armieri, insieme al cantiere Kairos, giusto? Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Ciao Luigi. Allora Antonella, come spiegavo praticamente nella mia apertura, è un percorso musicale che parti praticamente quasi a seguire quelle che sono le rock band, protagoniste in diversi locali. Stiamo parlando delle serate mondane, anche più importanti di Roma. Poi a un certo punto il tuo percorso hai pensato bene di cambiare radicalmente, totalmente quello che è il tuo approccio musicale verso un altro genere. Di che cosa stiamo parlando intanto e come è avvenuto questo passaggio? Il passaggio è avvenuto per colpa loro, perché loro, i fratelli Di Nardo, tempo fa mi parlarono della volontà di fare musica con un argomento un po' particolare, che è quello della fede, della conversione e il cammino verso un argomento che è la speranza, l'amore, un tema che riguarda tutte le persone, tutti gli esseri umani. Ovviamente per poter affrontare questa cosa bisogna vivere la necessità, la sete dell'amore vero, no? E quindi questa cosa è avvenuta a Roma quando ci siamo trasferiti con Giuseppe, quando abbiamo toccato con mano, diciamo così, alcuni ambienti e abbiamo pensato che la pienezza dell'amore, la pienezza della pace non la si raggiunge attraverso un rincorrere il successo, un successo diciamo così mondano o comunque di televisione, ma trovando la pace nella propria vita, nel quotidiano, nelle proprie famiglie, nella propria esistenza e ovviamente per noi che siamo in cammino nella relazione con quello che per noi è il nostro Dio, è il nostro creatore. Ma c'è stato un passaggio, un momento, un qualcosa che ti ha portato a dire ok, questa non è la mia strada, perché non provo con quest'altra strada? Cioè avevi già dei pregressi, dei percorsi in passato o è comunque stato comunque un cambiamento radicale? Guarda, allora, da quando ho iniziato a cantare professionalmente anche nei locali o comunque per lavoro, le soddisfazioni personali non sono mai mancate, perché il fatto di confrontarmi con delle persone che avevano gli stessi miei gusti musicali, il fatto che io avessi una voce che magari per qualcuno veniva ritenuta particolare, questa cosa mi ha sempre aiutato. Però il cambiamento radicale è stato, grazie per quanto mi riguarda, un viaggio, un pellegrinaggio che ho fatto in un periodo difficile della mia esistenza, che mi ha praticamente riempito il cuore di un qualcosa che volevo vivere profondamente, dicendo wow, è questa la serenità che io cerco, non è qualcos'altro, è questa la serenità che vorrei vivere tutti i giorni e vorrei rendere, come dire, trasmettere a tutti gli altri. E non è quella serenità che si trova nell'avere magari un pubblico in delirio perché stai cantando una canzone che invece sta parlando di depressione o di una fine di un amore. Anche perché, per chi non lo conoscesse, Antonello, lui sì, può dire che era abituato a un determinato pubblico, a determinati salotti, ha avuto la fortuna praticamente di calcare dei palcoscenici anche importanti. Quindi la cosa che mi ha lasciato stupito di questo progetto, al di là del fascino dell'argomento, quello che possa essere il passaggio di un artista che arriva, si può dire, al culmine del successo, esce fuori dalla sua Calabria, si fa conoscere anche a livello nazionale e poi decide di fare un percorso totalmente diverso. La fortuna volle che non sei stato solo, hai trovato questi due baldi giovani che hanno sposato
praticamente accompagnato in questo progetto. Voi di specifico Lo band... hanno realizzato loro, che Ecco. è diverso, non è che l'hanno sposato. Ecco, l'hanno realizzato. Stiamo parlando del chitarrista, giusto? Sì. Giuseppe. Giuseppe. Ciao. E Io sono Gabriele, il batterista. il batterista. E conoscevate già Antonello? Eravate già al corrente di questo passaggio? Siete stati i pionieri di questo progetto? Cioè, spiegateci nel dettaglio, ecco, com'è nato tutto questa unione. Allora, l'idea è nata tanti anni fa. Noi siamo fratelli, ci chiamano i fratelli di Nardo. Abitiamo a Rodiano e facciamo tutta la parte della parrocchia di San Pietro a Rodiano. Noi animavamo le messe domenicali, ma anche altre giornate, tipo le giornate dell'azione cattolica, giornate vocazionali, cose di questo genere. In quelle circostanze io ricordo di aver avuto una vera e propria vocazione, cioè quella di mettere a disposizione il mio saper suonare la chitarra, che automaticamente riuniva tanti ragazzi attorno a me, metterla a disposizione di qualcos'altro, e cioè di messaggi positivi, e non... Cioè, noi suonavamo comunque già rock, facevamo i brani di Ligabue. Sì, avevamo i gruppi, quelli che girano un po' nelle piazze, no? Quelli più classici, se vogliamo. E tutto parte in realtà nelle salette tipiche delle parrocchie, no? Sì. Abbiamo lanciato così la proposta al nostro sacerdote. E si formavano questi cerchi con le sedie. Esatto, parte un po' come una situazione da falò, però poi in realtà col fatto che noi avevamo comunque un'esperienza musicale già alle spalle, ci siamo detti proviamo a portare un po' quel mondo all'interno della nostra parrocchia, e così abbiamo iniziato a sperimentare un po' questa cosa con gli amici nostri, no? Se non che poi c'è stata una pausa abbastanza lunga e poi riprende il discorso con una cerchia un po' più ristretta, però aveva una consistenza diversa, quindi iniziava a prendere forma questa cosa. Però in realtà non era ancora il momento vero e proprio. Quello che poi è arrivato quando è subentrato Antonello, che era già stato in un certo senso già interpellato, però evidentemente non era convinto, non era ancora convinto. Non aveva ancora toccato il fondo. Lui diceva che non si sentiva degno. Allora, vabbè, noi adesso siamo curiosi di ascoltare, ecco, anche perché una cosa importante, voi comunque producete dei brani inediti. Sì. Quindi Noi tre insieme ad altri due elementi che tu qui non vedi, però sono presenti. ci sono? C'è Ci sono. Davide Capitano con le sue basette, Ecco, ovviamente basettone da Oscar, americano. e Roberto Sasso con la sua pianola rossa. ecco. La pianola. Pianola, sgabello Pianola. e supporto. Ecco. Specifichiamo che era una bontà. Allora, noi siamo curiosi di ascoltarvi. Che cosa? Facciamo l'inno. Facciamo un pezzettino dell'inno francescano dell'anno scorso, che è un passo oltre, insomma. Lo scorrere del fiume cambia la sua direzione solo se la roccia si oppone. Il sorgere del sole si trasforma in nuovo giorno perché esiste la notte, la presenza del tuo amore, il calore di chi mi accoglie, la conferma del tuo esserci è in questo cielo, fuori e dentro me. Oh, al di là di ogni montagna, al di là di ogni difficoltà, al di là di ogni salita, c'è la strada che disegni per me, al di là di ogni ricchezza, al di là c'è la rinascita, al di là di ogni cammino, seguo il tuo passo e non mi perdo un passo, oh, oltre un passo, oh, oltre un passo, oh, oltre me, per trovarti un passo.
trovarmi. Stupendi. Infatti l'idea iniziale era proprio quella di portare quella che è la musica che parla di fede sotto una nuova veste, che è quella proprio della musica radiofonica, cioè quindi musica pop, rock. E quando vai a un concerto non devi sentirti uno sfigato perché c'è il chitarrista e la luce bianca che sta suonando, ma deve assistere con la chitarra scordata, ma deve comunque avere la sensazione di trovarsi ad un concerto di musica dove i testi però non parlano di cose, diciamo, Frivole. o comunque argomenti negativi, ma messaggi di speranza. Ci stanno per fare la multa. È fantastico. Ecco, dobbiamo chiudere perché ci stanno per fare la multa. Salutiamo gli amici di Selfiamoci. Ciao! Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao e alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.